Buongiorno e benvenuti. Io sono Pierantonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è: perché catturare e disciplinare i pensieri può restituire una vita migliore. Partiamo da un punto cruciale. I nostri pensieri influenzano profondamente la nostra realtà. Ogni giorno nella nostra mente scorrono migliaia di pensieri, molti dei quali sono automatici e spesso anche negativi. Questi pensieri possono condizionarci, limitarci o addirittura sabotare i nostri sforzi per vivere una vita serena e appagante. Ma cosa significa davvero catturare e disciplinare i nostri pensieri? Immagina di essere il capitano di una nave. I tuoi pensieri sono come le onde dell'oceano. Se lasci che la nave sia in balia delle onde, sarà sballottata qua e là, senza direzione precisa. Invece, se prendi il controllo del timone, puoi guidare la nave verso la destinazione desiderata, nonostante le onde, nonostante la tempesta. Il primo passo è consapevolezza. Dobbiamo diventare osservatori attenti dei nostri pensieri. Questo significa prendere il tempo per fermarsi e ascoltare davvero ciò che sta accadendo nella nostra mente. Possiamo farlo attraverso la meditazione, il journaling quotidiano, pratica che peraltro io adoro, o semplicemente dedicando qualche minuto al giorno alla riflessione. Riflettere, cioè flettere 2 volte. Una volta che abbiamo identificato i pensieri negativi o disfunzionali, il secondo passo è disciplinarli. Ma attenzione, disciplinare non significa reprimere o ignorare o puntare il dito, accusare. Al contrario, significa affrontarli con consapevolezza per trasformarli. Ad esempio, se un pensiero ricorrente è "non sono un genitore adeguato", è necessario chiedersi: esistono degli elementi a sostegno di questa frase, nonché delle testimonianze che provengono dall'esterno? Perché qualora fosse tutto confermato, allora è certo che è necessario migliorare, e per farlo la domanda corretta da porsi sarà questa: cosa di buono posso imparare da questa situazione? Un motivo diverso alla base della svalutazione di noi stessi come genitori potrebbe risiedere invece in un personale ideale, la cui asticella è così alta che nemmeno Babbo Natale ne uscirebbe vincitore. Governa i tuoi pensieri, oppure saranno loro a governare la tua vita. Come sarebbe se, anziché denigrare il tuo essere un genitore inadeguato, ti ripetessi una frase del tipo "sto facendo del mio meglio e ogni giorno miglioro"? Oppure "nella vita come nel lavoro non si smette mai di imparare"? Ma perché tutto questo ci restituirebbe poi una vita migliore? La risposta sta nell'impatto che i nostri pensieri hanno sulle emozioni e sui comportamenti. Pensieri positivi e costruttivi generano emozioni di fiducia, serenità, emozioni di gioia, che a loro volta influenzano positivamente le nostre azioni. Quando siamo fiduciosi e sereni, siamo più propensi a intraprendere azioni che migliorano la nostra vita, a prendere decisioni sagge e a costruire relazioni sane. Inoltre, disciplinare i pensieri ci aiuta a ridurre lo stress, ci aiuta a ridurre l'ansia. Moltissimi dei nostri problemi derivano da pensieri negativi, ripetuti, che alimentano preoccupazioni e paure. Imparando a interrompere questi schemi mentali e a sostituirli con pensieri più equilibrati, possiamo ridurre significativamente il nostro livello di stress. Ed infine, catturare e disciplinare i pensieri ci permette di vivere nel presente, qui ed ora. I latini dicevano hic et nunc, qui e adesso. Spesso siamo così assorbiti dai pensieri sul passato, dalle preoccupazioni per il futuro, che dimentichiamo di vivere il momento presente. E il presente è l'unico momento in cui possiamo davvero agire, davvero fare la differenza nella nostra vita. In conclusione, amici miei, catturare e disciplinare i pensieri è un'abilità potente che ci permette di prendere il controllo della nostra mente e di conseguenza della nostra vita. Ci permette di trasformare la nostra realtà, ridurre lo stress e vivere anche una vita più piena e soddisfacente. Quindi, iniziamo oggi stesso a osservare i nostri pensieri e a guidarli verso una direzione costruttiva. Molto bene. Per oggi abbiamo concluso. Grazie per aver guardato questo video e ricordati che non è mai troppo tardi per decidere di cambiare se stessi. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!